Se qualcuno pensa che ci siano ancora dei margini per interloquire su questa pratica, deve presentare un ricorso. Il governatore Zaia non ha dubbi. Se qualcuno ha qualcosa da ridire sull'operato dei funzionari che di fatto hanno dato il via libera alla centralina idroelettrica sul Brenta, faccia ricorso. Anzi, fosse per il presidente del Veneto, Se lo chiede a Luca Zaia dico io non l'avrei mai fatta. Zaia dunque dà il suo beneplacito all'azione approvata ieri dal Consiglio Comunale di Bassano, che ha dato mandato al sindaco Poletto di studiare ogni possibile mossa per fermare l'opera idraulica. In sostanza si profila l'ipotesi di un ricorso. E il sindaco è impegnato a valutare tutto ciò che si può fare, ovviamente noi non abbiamo usare questi metodi, poi insomma, saranno valutazioni che si faranno con i tecnici, con i legali, se serve, speriamo ci sia ancora spazio e tempo per poter intervenire e far valere le ragioni che dicono che quel posto ha una serie di criticità forse non sufficientemente analizzate.